Buonasera, buonasera. Allora Carlo, eccoci, ben ritrovato per questa partita casalinga abbastanza difficile, lo possiamo già dire, contro una squadra molto ostica, ben posizionata in classifica e soprattutto campione d'Italia, forte dei marmi, forte ragazzi, dei marmi, sì. tanta roba, il Canniccia Motor Club forte, non si discute, sarà una partita tostissima, è la terza volta che li affrontiamo e purtroppo nelle due precedenti li abbiamo buscate. Esatto, come si suol i dire. precedenti sono due, quindi Carlo, uno nell'autunno, uno anche quest'anno in Coppa Italia. Coppa giusto? Italia, sì, sono due sconfitte, il 13 novembre 3-1 e poi 4-3 il 28 gennaio. Tra l'altro il 4-3 è stata una partita di Coppa estremamente interessante per noi, perché fino a un certo punto eravamo veramente in partita, poi siamo crollati un attimino verso la fine, ma il loro score è assolutamente impressionante, sono terzi a quota 42, 13 vinte, 3 pareggi, 2 sconfitte, terza in classifica, si giocheranno sicuramente i playoff da campioni d'Italia in carica, quindi uno score, come dicevamo, impressionante. E soprattutto sappiamo che arrivano da un successo importante come quello del tricolore lo scorso anno, quindi 74 reti all'attivo, 45 subiti. Noi ci giochiamo per il momento il settimo posto, ma puntiamo al sesto perché per evitare di fare lo spareggino playoff, quindi entrando nei primi 6 avremmo il diritto subito ad entrare appunto nei playoff. Siamo a quota 25, purtroppo abbiamo accumulato tanti pareggi, ben 7, e questo non ci ha aiutato, pareggi che potevano essere in qualche modo, almeno alcuni di questi, delle vittorie, quindi settimo posto, 6 vinte, 7 pareggi, 5 sconfitte, reti fatte 62, reti subite 59. Adesso ci apprestiamo a vivere questa contesa assolutamente importante. Ho sentito prima Ivan Jakiers, che l'allenatore, che diceva dobbiamo farcela stavolta, è la terza, cioè non possiamo buscarla anche alla terza. Speriamo. Anche se il proverbio dice non c'è due senza tre, però in questo caso speriamo di essere smentiti. Intanto i giocatori si stanno scaldando ulteriormente, forse hanno il leggerissimo anticipo, sono le 20:43. Sì, sono un paio di minuti d'anticipo. Andiamo magari a dare una rilettura a quelle che sono le formazioni, partendo da Monza con Velasquez, Gariboldi, Bielsa, Galimberti, Riva, Piccoli, Marzonetto, Uva, Zucchetti, Borgonovo e l'allenatore Ivan Jakiers. Per il forte Gnata, Ambrosio, Borgo, l'altro Ambrosio Gabriel, il primo era Federico, Patrizio Ipignazar, Francesco Rossi, Tommaso Giovannelli, Francisco Ipignazar, Eric Torner, Raffaello Ciupi, allenatore Mirko De Girone. Questi protagonisti dunque di questa sera. È un Monza, Carlo, che arriva da un pareggio esterno contro Grosseto. Che partita è stata? Una partita contro comunque forse la diretta concorrente, perché il Monza si deve guardare ovviamente anche un po' dietro, e chi c'è dietro è proprio Grosseto. Ma allora è stata una partita sicuramente buona in generale, e come al solito riusciamo sempre a perdere l'attimo fuggente della vittoria, però è altrettanto vero che alla fine è stato un risultato giusto, perché c'è stato equilibrio e alla fine, diciamo, abbiamo rischiato anche di prenderle, quindi va bene così, è un buon punto quello portato a casa da Grosseto. È tutto pronto allora per partire. Massimiliano Carmazzi, primo arbitro, è pronto a dare il fischio di inizio alla gara. Lo ricordiamo, 19ª giornata del campionato di Serie A1, una delle montagne sicuramente più alte da scalare per l'HRC di Monza, ma che quest'anno ci ha abituato a diverse imprese. Allora è davvero tutto pronto per il fischio di inizio che arriva in questo momento, e si parte con il possesso ospite. Ci ha subito provato qui il numero 87 Francisco Ipignazar, ma il Monza riparte con il suo capitano Galimberti.
che prova la conclusione. Murata, Zucchetti, Bielsa, ancora per il numero 7 Galimberti sulla sinistra. Marzonetto prova un filtrante in area, intercettato, e qui cercato di ripartire Forte dei Marmi. Bravissimo Marzonetto con velocità a recuperare questo pallone, ma preferisce la calma e allora torna indietro. Marzonetto, conclusione a lato. Possiamo dire che è importante questa sera soprattutto tenere bene e contrastare le folate offensive dei toscani, che sono sicuramente assolutamente in bolla, è il caso di dire, come direbbero dalle nostre parti i muratori, quindi sono assolutamente in bolla, perché hanno tutti i numeri per metterci in difficoltà, e noi qui sulla difensiva dobbiamo stare molto attenti nelle chiusure. Attenzione qui a Forte che prova retroporta, qui ci prova con la 99 Torner con una conclusione respinta. Bravo qui Zucchetti a recuperare la sfera, e allora può ripartire Monza con il solito Valentino Marzonetto. Bielsa, autore di 18 reti fino a oggi, quindi con la media di una partita. Mica male. Assolutamente sì, e nei primi 10 del campionato. Ci riprova Forte dopo un timido attacco bianco-rosso-azzurro. Va con l'87 Ipignazar, respinta però la sua ripartenza, e allora riparte con calma sempre Forte, recupera molto bene qui Galimberti, e allora Zucchetti. Ritmi più bassi del solito forse in questo assolutamente avvio. Sì, stavo facendo la stessa pensata tua, in effetti sono partiti con ritmi più bassi cercando di controllare la situazione, e adesso il Forte riprende la sfera e rischia addirittura di metterla nella porta difesa dal Cacu. Ci ha provato allora Forte dei Marmi, che è ancora in fase offensiva. Pignazar ci prova, ancora alta la conclusione, e allora può ripartire con calma Monza. Attenzione qui a tu per tu Bielsa con portiere avversario, con Gnata. Bella la combinazione Bielsa-Zucchetti, e qui pasticcia un po' Marzonetto con la sfera, e allora ci prova Forte, prova a sfruttare, commettendo però un fallo su Zucchetti. Il primo fallo di squadra per Forte. Sì. Galimberti qui perde il possesso, si ritorna però da Marzonetto. Bielsa, Zucchetti, Bielsa, Galimberti ne salta uno, non c'è fallo su di lui, può ripartire indisturbata Forte dei Marmi. Torner, Ambrosio, arriva la segnalazione del direttore di gara, si riparte con il possesso a firma Valentino Marzonetto. Bello qui il passaggio per Zucchetti che non riesce a controllare però, e attenzione allora Torner che perde anche lui il possesso. Molto bravo qui Francisco Bielsa in fase difensiva, ma è un Monza che non riesce a penetrare quella che è la difesa ospite.
Sì, rimaniamo su ritmi abbastanza tranquilli rispetto al solito, forse memori anche delle sconfitte patite nei due incontri precedenti, un Monza guardingo e un Forte che cerca di trovare la misura. Torner per Ipignazar sulla destra, bravo Ipignazar, può provare la conclusione, invece no, serve il compagno, arriva forse il palo del numero 87 Francisco Ipignazar, secondo squillo importante dunque per Forte dei Marmi. Vediamo... Forte dei Marmi abbastanza sornione, devo dire, sì. Aspetta l'errore e si infila nelle maglie difensive monzesi. Vediamo come risponde Monza. Qui Marzonetto pressato da due uomini, perde poi il possesso della palla e allora Ambrosio ha fatto un bello slalom tra due Marzonetto, ma non ha trovato il compagno smarcato in attacco. Ci prova ancora Forte, palla sull'esterno della rete, questa di Ipignazar. Pronti a entrare Uva e Piccoli tra le fila del Monza, lo faranno a breve. Intanto altro attacco di Forte dei Marmi, Ipignazar, Ambrosio, gioco fermo in questa fase, Ambrosio la mette in mezzo, c'è Zucchetti però su Ipignazar, allora si riparte. Torner atterrato qui da Marzonetto, si è battuto subito. Marzonetto che pareggia il conto dei falli di squadra. Attenzione tu per tu qui Ambrosio con Cacu Velasquez, è stato bravo Velasquez a neutralizzarlo. Attenzione adesso dall'altro lato Monza con Marzonetto che la alza, non abbastanza però per segnare. Un Marzonetto che a mio dire è più in palla del solito questa sera, lo vedo molto. Sì. Bielsa, parata qui di Ignata, e il Monza si sta svegliando in questa fase di gioco e qui Marzonetto commette fallo. Marzonetto deve stare calmo, non deve farsi prendere dal nervosismo, ha fatto 2 o 3 cose di ottima fattura, pregevoli. Ha fatto anche 2 falli che comunque adesso. Ecco intanto il primo replay di serata. Marzonetto sarà ancora, ecco qui intanto, questa è la bella parata di Ignata dal tiro di Francisco Bielsa e questo invece è il palo della formazione ospite. Intanto c'è time out richiesto da Ivan Jacquers che fa i suoi soliti disegnini sul foglio cercando di catechizzare i bagai. E qui è andato molto vicino Marzonetto, sì. Più di quanto pensassi. Dicevamo bene, Marzonetto oggi sicuramente in gran forma, tra l'altro ieri suo onomastico San Valentino, gli rinnoviamo gli auguri insomma. Assolutamente sì, e speriamo, ripeto, che contenga il nervosismo, perché ogni tanto si fa prendere un po'. Attenzione, qui ancora c'è Velasquez a respingere l'attacco ospite, ci prova adesso Monza con Piccoli, molto bravo Piccoli, ma altrettanto Riccardo Ignata tra i pali, altra occasione per Monza. Bravo Piccoli, è entrato fortissimo Giulio Piccoli. Piccoli convocato, se la memoria non mi inganna, per la nazionale Under 23. Assolutamente sì. Galimberti, Piccoli. E in nazionale ci va, Under 23 ci va anche il nostro meccanico Alessandro Recalcati.
Pronto a ripartire Forte dei Marmi. Ci prova sulla sinistra, si accentra e arriva alla conclusione di Pignazar. Bravo ancora Cacu Velasquez. Sì, qui hanno lasciato troppo scoperta la porta difesa dal Cacu. Attenzione, intanto qui è caduto Uva, ma non sembra esserci nulla. Può ripartire ancora Forte dei Marmi, che continua comunque al di là di tutto ad avere il pallino del gioco in mano. Ancora qui attenzione al neo entrato, il numero 6 Andrea Borgo, che ci ha provato subito. Galimberti, Uva, scambio con Piccoli, finta di tiro di Uva che poi cerca di liberarsi di Borgo. Bielsa, Galimberti, vediamo se Bielsa riesce a confezionare una delle sue azioni partendo da dietro. niente da fare, ancora Forte dei Marmi che attacca. Qui sfida tra numeri 6 Borgo Bielsa e poi si va da Pignazar. Arriva il fischio dell'arbitro. Sono andati via praticamente i primi 10 minuti di gara. Siamo a 15:16 dalla fine del primo tempo. 2 i pari di squadra a carico del Monza, 1 per il Forte. Parte il solito Bielsa, vediamo cosa riesce a combinare. Piccoli, Bielsa, il tiro respinto, niente da fare, si riparte. Turner, che ci prova ancora Forte, bravo a superarne 2 Pignazar, e poi in mezzo, bella azione questa di Forte dei Marmi. Bella sì questa azione tra Francisco Pignazar e il fratello, quindi sanno sì. un'azione familiare. Di là Monza con Uva, Galimberti, tiro deviato. Si gira bene ma la porta non c'è. e 5 sul cronometro, ancora 0-0. C'è stata sì qualche occasione, ma la partita non si è ancora accesa, mi sento di dire. Ci prova adesso Forte, ma non va, anzi recupera Piccoli, scambio con Zucchetti che prova la conclusione. Murata, Uva, Zucchetti, Piccoli, si allunga troppo il controllo, Controllata male da Piccoli. atterrato qui Francesco Rossi da Uva, arriva time out. Questa volta richiesto dal Forte, Sì. da De Girone. Rivediamo intanto qualche replay. Questa è la ripartenza di Forte dei Marmi. Qui Bielsa che prima recupera e poi prova a metterla in mezzo. Qui Uva cade ma non c'è assolutamente nulla. E poi questa è la bella girata di Rossi. Rossi. Beh, diciamo che appunto in questa prima parte della gara è un Monza, come dicevo, guardingo, con una maggiore attenzione. Se devo fare un raffronto con la partita di Coppa Italia, avevo visto un Monza forse un pochettino più determinato nel primo tempo, poi le cose sono
finite lo stesso male, nel senso che non siamo riusciti a passare il turno e abbiamo perso 4-3, però la partita nella prima fase non era stata male, se la memoria non mi inganna. È vero. Ci riprova allora Forte. Attenzione qui a Turner. Al limite dell'area ancora Rossi. Turner in mezzo, bellissima azione con la conclusione finale di Pignazzar, che però termina alta e si rimane dunque sullo 0-0. Piccoli. Zucchetti. Uva, finta. Non riesce però a trovare la conclusione finale. Ottima la finta, ma è mancato appunto il finalino. Turner a solo in questo caso di Pignazzar, ancora una volta atterrato. E salgono i falli di squadra per il Monza, 4 per l'esattezza. Quando mancano 12 e 11 alla fine del tempo, insomma comincia a essere un bottino sui falli di squadra che potrebbe preoccupare. Qui c'è un intervento di Cacu Velasquez ancora ad opporsi a una folata offensiva. Attenzione, errore qui di Galimberti e arriva il miracolo, la bellissima parata di Cacu Velasquez, intervento decisivo qui che rimedia a una sbavatura del capitano. Attenzione che riparte Monza, nulla da fare. Ancora su un pericolosissimo Turner. Borgo avanza indietro per i Pignazzar, subito di prima ancora Borgo, ancora nulla però. Uva, Galimberti. I punti in questo momento sta vincendo il Forte, i punti, sì, come nella box. Sicuramente sì, bisogna essere onesti. Il palo, l'occasione sempre nella prima fase di partita. È un Monza, lo ripetiamo, un po' spento rispetto al solito. Vediamo adesso qui Galimberti che prova a metterle in mezzo, e è poi molto bravo. Con due errori, grossi errori difensivi che hanno permesso il Forte di presentarsi davanti alla porta di Cacu Velasquez. Ritorna sempre in possesso la palla al Forte dei Marmi con combinazioni sempre rapide e veloci tra Andrea Borgo in questo caso e adesso c'è il Monza che ha ripreso, sì, con il solito Bielsa che ha provato a ripartire. Arriva alla conclusione da lontanissimo di Piccoli e qui il fallo subito invece da Francisco Bielsa ad opera di Francesco Rossi. Un Francisco e un Francesco che se le suonano. È sicuramente una bella posizione questa per Monza, dove può far male agli avversari. Vediamo come verrà gestita questa punizione. Tanto è rientrato Marzonetto, sito Uva. I cambi sono sempre abbastanza scanditi, con i due piccoletti nostri che si invertono nel corso della partita. Si accende anche il tifo qui al Pala Rovagnati e assistiamo a questa punizione battuta da Marzonetto. Marzonetto per Zucchetti, scambio con Bielsa altissimo, il tiro dell'argentino. Può ripartire Forte. Attenzione qui alla girata, bella girata di Ambrosio.
però anche qui non trova lo specchio della porta. Piccoli, Marzonetto cerca l'imbucata ma non ci riesce il Pinti. retroporta qui Torner, fa tutto lui, perde però anche il possesso, anzi no, arriva la segnalazione del direttore di gara, fallo di Monza, battuto subito da Torner. In questo caso è stato Bielsa, sì. E i falli di squadra salgono a 5. Si dovrà ribattere la punizione. Ambrosio, Torner in mezzo, recupera Monza. Bielsa il tiro, ancora murato, ma c'è Marzonetto in supporto. È uscita intanto la sfera dal campo di gioco, addirittura il fotografo sta andando a recuperarla. Vediamo. Eccolo, simpatico siparietto nella tribuna Max Ogliari opposta. Per l'esattezza ha fatto il raccattapalle. E chissà se questa pallina sarà fortunata per questo attacco di Monza. Bravissimo, l'abbiamo chiamata e qui Max Ogliari ormai è candidato a raccogliere tutte le palline stasera, quelle che escono fuori dalla balaustra. Possiamo dire assist di Max Ogliari. Bellissimo, assist di Ogliari, che non so se ha fatto in tempo poi a fotografare però il gol. E questo lo scopriremo nel post partita. Al di là degli scherzi, rete importantissima per Monza con Marzonetto che subito qua ha rischiato Monza. Speriamo sia la miccia giusta per accendere una partita fino a questo momento un po' spenta. Adesso andremo a rivedere l'azione appena si placano un attimino le acque. C'è il Monza ancora in attacco, ottimo Zucchetti che ha cercato una bellissima imbucata sulla quale Piccoli non è riuscito a girarsi nella maniera adeguata, contrastato dai toscani. Riparte forte, attenzione, bravissimo qui i Pignazar, ma ancora una volta impeccabile Velasquez in porta. Marzonetto che stasera spesso parte dalle retrovie. Sì, e lo abbiamo detto, sicuramente in gran forma oggi Marzonetto, a testimonianza anche la rete del vantaggio. Qui scambio con il suo connazionale Francisco Bielsa, indietro per Zucchetti, Marzonetto ancora, tiro di Marzonetto che si alza troppo e sarà time out chiamato da De Girone del Forte, con il secondo arbitro che, se non ho visto male, Antoni, è stato sfiorato, anzi quasi preso dalla pallina e si è toccato la testa. Intanto qui rivediamo gli highlights di questa ultima fase di partita. Qui l'errore di Galimberti che ha rischiato di costare caro, bravissimo però. Eccolo qui, è questo? Credo sia questo l'episodio del vantaggio. Con una traiettoria di tiro molto strana che però ha portato alla rete del vantaggio, un vantaggio molto importante per Monza che sembrava cominciare davvero a soffrire tanto. Con Piccoli davanti a Gnata, non ho capito se l'ha toccata, se l'ha toccata anche Piccoli, questo non sono riuscito a vederlo. O addirittura il giocatore avversario, questo o Gnata direttamente. Non l'abbiamo capito da questa inquadratura. 7:42 al termine, 5 i falli di squadra per il Monza, 2 per il Forte, vantaggio monzese per il momento.
riparte il Forte e fino a questo momento diciamo che a parte qualche errore qui ha rischiato Monza ancora con Ambrosio pericoloso. c'è stata una fucilata di Pignazzar e poi Ambrosio. Borgo qui non mantiene il possesso, può ripartire Bielsa in contropiede, si ferma il numero 6, riparte da dietro con Zucchetti. Galimberti, provato il dai e vai, Marzonetto qui sbaglia, cerca un dribbling contro i Pignazzar che però gli ruba la sfera e allora Borgo rasoterra, ma troppo lento questo tiro. Ci sono delle lamentele di Federico Ambrosio, un fallo che viene concesso al Forte, lo batterà Patrizio i Pignazzar. Con anche Borgo pronto forse a tirare, arriva il tiro anche qua però molto lento, facile per Velasquez. Sempre attento comunque Cacu. Attenzione di là con Galimberti che l'ha messa in mezzo per Marzonetto che l'ha mancata di pochissimo. Arrivano però gli applausi comunque dal pubblico. Zucchetti per Bielsa. Bielsa ci prova anche lui, esterno della rete, è fortunato però a ritrovarsela lì. Finta di Zucchetti, dietro per Galimberti, conclusione da lontano deviata. Un buon momento per il Monza questo, deve stare, ripeto, sempre attento, sempre in campana nelle retrovie perché ci sono stati alcuni errorini che potevamo pagare a caro prezzo. Comunque sempre ottima la manovra del Forte, ricordiamo che abbiamo una squadra che fino a questa sera ne ha segnate 74 di reti, una punizione ancora attenzione qui a Forte, ancora tiro molto debole. Ottimo comunque il riflesso di Velasquez. Saliti a 6, falli di squadra per il Monza intanto. Marzonetto. Galimberti per Bielsa. Adesso dobbiamo sperare che Bielsa rimanga nello score solito, cioè di un gol a partita. Questa sera bisogna mantenere la media, certamente. Intanto c'è stata una bella azione poco fa di Galimberti sulla sinistra che si era liberato dell'avversario, aveva trovato anche una buona conclusione, spenta però a lato. Andiamo a rivedere intanto qualche highlights. C'è stata l'ottima girata del Forte con un Caco attento, ancora attento in questa occasione. Questo è il calcio di punizione. Intanto il time out chiamato da Ivan Jacquiers per il momento. I nostri replay ci danno un po' il senso di quello che è accaduto. Ecco, qui Marzonetto veramente ha sbagliato una possibile girata che sarebbe stata probabilmente assolutamente pericolosissima. Ancora lui in mezzo all'area toscana. Inquadrati intanto i Bagai e i Lobos, sempre presenti ovviamente per le partite casalinghe e non solo, di Team Service Car Monza. È tutto pronto allora per ripartire, per disputare questi ultimi 5 minuti del primo tempo che vede il Monza avanti 1-0 grazie alla rete di
Valentino Marzonetto, si riparte. Bielsa, Piccoli, ancora Bielsa che prova a alzarla, l'ha alzata troppo. Attenzione, qui arriva la conclusione dall'altra parte di Ambrosio, rischiava di essere molto pericolosa. Solito Bielsa che riparte da dietro, cerca lo spiraglio giusto per i compagni. Piccoli, Bielsa, Piccoli finisce a terra, non viene fischiato alcun fallo, recupera alla balaustra, cerca almeno di recuperarla, però la riprende il Forte. Allora riparte con Ambrosio, tiro pericoloso. Bielsa, Piccoli, Galimberti, Uva, arriva la respinta, Vignata, Uva è entrato in campo, ovviamente in pista al posto di Marzonetto come sempre. Attenzione qui agli attacchi di Forte che non trovano la rete, incredibile, è andato vicinissimo Forte dei Marmi in ben 2 occasioni. Di la verità io l'avevo vista quasi dentro. Anch'io. Qui è stato credo Federico Ambrosio che era davanti a Caco. L'avevo visto onestamente che al rimbalzo di questa gli picchia sulla spalla piuttosto che carambola in rete, invece è andata bene, è rimbalzata dall'altra parte. Monza ritorna in avanti, Piccoli, Galimberti, Bielsa, Piccoli, Monza che sta cercando di controllare la situazione con un giro palla. Deve andare a chiudere perché sono ripartiti giustamente quando mancava un secondo alla fine dell'azione. Diciamo che chiudere questo primo tempo in vantaggio per Monza sarebbe davvero importante, perché insomma Forte ha dimostrato comunque quanto può essere pericoloso. Terminare a reti inviolate questo primo tempo sarebbe una gran cosa, ma mancano ancora 2 minuti e 20 e allora può succedere di tutto. Uva litiga un po' con la sfera sui pattini, Bielsa, Zucchetti, Bielsa, Uva, Bielsa, ancora Uva, retroporta indietro dove c'è Zucchetti che prova la conclusione, deviata e murata, e può ripartire allora Forte, la blocca addirittura Cacu Velasquez che si prende i consueti applausi del pubblico. Bella questa parata, sempre attento il Caco comunque per il momento. Contesa intanto, addirittura incredibile rete di Forte dei Marmi nata da una contesa, 1:41 dalla fine, sì, da una contesa, la rete di Federico Ambrosio, ma poi magari la andiamo a rivedere. È una rete sfortunatissima questa per Monza, dove di fatto D'Ambrosio se l'è ritrovata lì, non ha dovuto fare altro che metterla in rete. Vediamola. Praticamente l'assist è di Bielsa che la colpisce col pattino involontariamente e di fatto serve con il numero 5. Con il Caco che era sbilanciato con il corpo dalla parte opposta. Vabbè. Diciamo che Forte dei Marmi se lo merita, e come questo gol, visto il palo, viste le tante occasioni, è chiaro che quando arriva un gol così l'amarezza c'è però sempre. Se dobbiamo considerarla tutta, è un gol che per l'ennesima volta arriva da un errore, da una sbavatura, diciamo. Sì.
è andata bene nelle occasioni precedenti, quando appunto a causa di alcuni errori gli attaccanti toscani si sono trovati a tu per tu con Caco, che è stato bravissimo. Questa volta non è riuscito a metterci una pezza, ma non è neanche colpa sua alla fine. Attenzione qui a Uva, arriva il fischio del direttore di gara. Si ripartirà con il possesso forte, che ha già provato subito, e qui invece Zucchetti spinge contro la balaustra, invece Rossi in maniera involontaria. Falli di squadra per il Monza sono saliti a 7, che comincia a essere un bottino preoccupante in negativo, perché ci stiamo avvicinando a quota 10 quando mancano 57 secondi. Al termine, 53 secondi, una delle ultime occasioni questa in mano a Bielsa. Piccoli, Bielsa, Piccoli avanza, perde però la sfera e allora riparte forte. E qui a mancarla questa volta Ipignazar. Attenzione, però non è finita, ancora con Rossi, bravo Velasquez, 16 secondi al termine, forte spinge per il vantaggio. Torner in mezzo, riparte Uva, ma manca veramente poco, vediamo cosa succede. Niente, termina 1-1 questo primo tempo molto particolare. Finale sì, del Forte sicuramente, che è riuscito a pareggiarla per il momento e ci ha messo anche in difficoltà in questi ultimi minuti. Bevendo il tè tè caldo nello spogliatoio, sicuramente bisogna ritrovare un pochettino le idee e riflettere su alcune piccole sbavature e anche sulla sfortuna del pareggio, perché il pareggio è maturato a causa proprio di una deviazione sfortunata di Bielsa, che ha permesso a Ambrosio, dico bene, di segnare, di pareggiare. Però giusto, alla fine per il momento un pareggio giusto. Noi ci rivediamo, ci risentiamo tra 10 minuti per il secondo tempo di Team Service Car Monza Hockey Forte dei Marmi. A tra poco.
Rieccoci allora per vivere insieme questo secondo tempo di Monza Forte dei Marmi. Il primo tempo, lo ricordiamo, terminato sul risultato di 1-1. Le reti di Marzonetto e di Ambrosio. Si riparte con il possesso Monza. C'è subito Bielsa contrastato da Patrizio Ipignazar. E così il Forte la riprende. Riparte allora Forte con Torner. Arriva il fischio, la segnalazione del direttore di gara. Ancora Forte dei Marmi con Torner. Arriva Attenzione. davanti alla porta, in questo caso Ipignazar, respinta prima da Velasquez e poi la palla si alza. Altro rischio per Monza. Galimberti per Zucchetti sull'out di sinistra. Ancora Galimberti, ne salta uno. Galimberti si accentra, forse manca un po' la conclusione di forza. Può ripartire allora Forte dei Marmi. Torner, Ipignazar. Zucchetti, riparte Team Service Car. Si è tornati un po' su quei ritmi. Intanto attenzione qui a Marzonetto che non trova la respinta. Dicevo, tornati un po' quei ritmi, diciamo, più leggeri di inizio partita, dopo invece un fine primo tempo abbastanza acceso. Sì, un primo tempo che è finito. Qui c'è una traversa, un set colpito dal Forte con una legnata di Ambrosio. Altro rischio allora per Monza, che però ha l'occasione di poter ripartire. Allora Marzonetto, intercettato qui da Torner. Zucchetti in qualche modo la tiene lì. Galimberti, Marzonetto per Galimberti. Bielsa, oggi ancora anche lui un po' spento, non si è visto particolarmente oggi il numero 6 argentino. Sì, qualche folata delle sue, ma non è arrivato alla conclusione. Riparte adesso Forte dei Marmi con Ambrosio. Torner si spegne però a lato la conclusione e può ripartire Zucchetti. Attenzione, 3 contro 3. Bielsa prova a metterla in mezzo. C'è stato tra l'altro il suo pattino che ha portato al pareggio di Ambrosio. Giornata sfortunata anche per Bielsa. Ipignazar, Torner. Attenzione qui in mezzo. Un tentativo di Torner con Ambrosio che... Un'altra respinta di Velasquez. Un Ambrosio, dicevo, che ha cercato la deviazione, poi ancora il Forte con il solito Ambrosio che evidentemente è il più pericoloso alla fine davanti alla porta di Caco Velasquez.
Galimberti, ci prova Monza, in mezzo per Bielsa, ancora Galimberti, Marzonetto, qui pressato da due uomini con annesso fallo, battuto subito, cambio intanto, fuori Marzonetto, dentro Piccoli, Bielsa passa in mezzo a due, non supera il terzo, e allora Torner 2 contro 1, attenzione Ambrosio, trova un super Velasquez ma non è finita, il Pignazzara, ancora Velasquez a dire di no. Torner pasticcia un po' col pallone ma rimane lì, allora il Pignazzara, ancora il numero 99 che si accentra, Torner indietro per i Pignazzar, Ambrosio, lungo possesso di Forte che però deve trovare la conclusione, manca un secondo, non se ne fa nulla, riparte allora Monza, Bielsa, Torner recupera con l'aiuto di Ambrosio, il Pignazzar, ancora Torner, fase di gioco lunghissima, c'è pronto un time out da diversi istanti per Monza, qui Zucchetti trattiene e arriva il time out. E arriva il time out. Intanto i falli del Monza, i falli di squadra sono saliti a 8 a 5, 18:59 dal termine della ripresa, e il bottino ai noi di falli sale appunto a 8. Vediamo intanto qualche highlights di questa prima fase del secondo tempo. Sì, i ritmi comunque continuano a rimanere abbastanza tranquilli, diciamo, non ci sono continui e repentini cambi di fronte, la velocità non è spinta al massimo livello, c'è soprattutto da parte del Monza il tentativo di controllare il Forte, ma il Forte si è fatto pericoloso più volte, soprattutto per colpa di alcune piccole sbavature nostre che potevano pesare tanto, e con da parte loro devo dire un Federico Ambrosio sempre sugli scudi, così come Eric Torner sta facendo una signora partita, sempre presente, sempre in reattivo e soprattutto propositivo. Attenzione qui ancora Forte dei Marmi che prova la conclusione, deviata e poi alta, altissima sopra la traversa, e anche in questo caso è uscita dal campo. Stavolta però ce l'hanno loro, c'era il Forte, quindi non è intervenuto il nostro fotografo Ogliari. Attenzione a Forte in fase d'attacco, i Pignazzar, conclusione da lontanissimo di Torner, Bielsa, scambio con Galimberti, Piccoli, Bielsa, Galimberti, Zucchetti per Bielsa, il Pignazzar bravo a recuperare, scambio tra i due,
cercare di evitare falli inutili possibilmente, perché sennò qui in un attimo saliamo ai fatidici 10. È il Forte che la riprende. Bravo qui il capitano Galimberti a recuperare, si apre una bella occasione per Monza con Bielsa che serve Piccoli, regge lo scontro Piccoli e allora serve Galimberti. Zucchetti qui ha atterrato Borgo, non c'è nulla. Bielsa, Zucchetti, Piccoli, Galimberti la fanno girare, tentano. Una conclusione che va lontanissima peraltro, con una deviazione. Ci prova adesso Forte, ottimo dai e vai che fa trovare i Pignazar davanti a Velasquez, ma non trova la conclusione il numero 55. Ci ha provato ancora Torner, che rimane tra i più attivi del Forte assolutamente. attenzione qui a Bielsa che poteva provare la conclusione, forse ha aspettato un po' troppo. Se l'è aggiustata bene, ma poi dopo nell'attimo finale ha perso la coordinazione. Altra respinta di Velasquez che può aprire una bella ripartenza del Monza. Bielsa che si lamenta, non c'è nulla secondo l'arbitro. Arriva invece la conclusione di Forte dei Marmi con Francisco Ipignazar che con una ripartenza micidiale porta in vantaggio Forte dei Marmi. Intanto ci sono grandi proteste dalla panchina del Monza, con Jacques mister abbastanza innervosito per quella mancata segnalazione. Ecco, intanto lo vediamo ancora Ivan Jacques, quella mancata segnalazione di un fallo su Bielsa, esatto, che poi che magari ha permesso la ripartenza del Forte con la rete che è arrivata, che dà il vantaggio a 15:23 dalla fine, il vantaggio per gli ospiti toscani del Forte dei Marmi. Piccoli, però non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, ecco, dobbiamo essere sul pezzo, controllare la situazione. Qui c'è una palla persa in difesa, attenzione, in una fase estremamente delicata secondo me, Federico, della partita, perché in questo momento il Forte è un po' preso. qui è 3 contro 2, potrebbe sfruttarla Monza, l'alza forse un po' troppo Marzonetto per Bielsa, diventa buona però per il numero 66 che non è abbastanza lucido davanti a Gnata. Attenzione al contropiede, Bielsa cerca la fucilata, Gnata è attento in questo caso, ma la riprende il Monza. Piccoli, Bielsa prima e Piccoli dopo, parte dalle retrovie Marzonetto, il Pinti, Piccoli, Marzonetto, fanno girare i monzesi, cerca Marzonetto, perde il possesso Marzonetto di superare Borgo ma non ci riesce, la riprende il Forte. 13:50 al termine, i Pignazar alza Borgo, tenta almeno di alzarla, ma comunque la sfera rimane sempre in possesso del Forte in questa fase.
Attenzione qui all'azione bellissima di Forte dei Marmi, lo si era percepito sin dal primo scambio, respinta però da Velasquez. C'è stato credo anche ha colpito la base del palo, sì, se non ho visto male, ad opera di Borgo. Qui è il Forte che chiama il time out a 12:54 dal termine. Il vantaggio, rivediamo qualche replay. Qui c'è il tentativo di Bielsa, la fucilata di Pignazar con l'opposizione di Velasquez, poi sempre il Forte in avanti e la rete. Bellissima segnatura. Qui forse poteva sfruttare meglio Marzonetto il passaggio a Bielsa. Questa invece è la bella parata di Gnata. Insomma, ne sono successe di cose, il risultato sì, si è animata un po' di più la contesa in questa parte centrale del secondo tempo. Sicuramente i monzesi si sono un attimino disuniti in alcune occasioni e hanno permesso il vantaggio dei toscani, che ritornano in possesso di palla. Borgo, Patrizio Pignazar che va, tiene palla, sbatte contro la balaustra, la dà indietro. Sempre Borgo, Pignazar, no, Francesco attenzione, Rossi, palo ancora, aia. Palo di Forte dei Marmi in una fase di partita molto positiva. Forte dei Marmi che ha preso un po' il possesso, un po' le redini del gioco in questa appunto parte centrale della ripresa. È un Monza che fatica un po' a rispondere ai colpi avversari. Non riusciamo più a confezionare azioni di rimessa, siamo sulla difensiva con un discreto affanno in questa fase. Finalmente la riprendiamo con Zucchetti piccoli, Uva piccoli, vediamo Capitan Galimberti che arriva da dietro, cerca il tiro, viene respinto, la riprende Zucchetti, Capitan Galimberti da dietro riparte, vediamo se riescono a portare in avanti la porta, niente da fare, riparte forte addirittura. Andrea Borgo va in avanti, la riprende e scatta mentre si chiudono le maglie dei monzesi. Dobbiamo dire che non manca il tifo comunque al Pala Romagnati, i Bagai e i Lobos non fanno mancare il supporto alla squadra di casa, al Team Service Car come sempre, che riprende a farla girare cercando il varco giusto. Qui c'è una combinazione, un tentativo di combinazione Zucchetti Uva, Galimberti, Uva ancora da dietro, Galimberti, Zucchetti cerca lo spiraglio giusto, Galimberti cerca di girarla ma non trova la sfera, ma fortunatamente questa rimbalza e arriva ad Uva in slalom. Alza bene per Zucchetti che ha trovato una bella conclusione. È bravo Riccardo Gnata. Sì, assolutamente bravo, anche perché l'ha alzata bene, la porta la vista e Gnata bravissimo, ha chiuso lo specchio. 9:50 al termine. C'è ancora tempo per
per pareggiarla, per rimontarla. È chiaro che è un hockey forte che quando attacca fa paura e là dietro concede molto poco. Ci prova ancora in questo momento. Forte, brava, fortunata la deviazione di Zucchetti. Può ripartire Monza. Galimberti per Uva. Forte che si chiude in maniera compatta da dietro. Galimberti ci prova, la mette in mezzo. È mancata la deviazione di Zucchetti, qui l'idea c'era ed era anche buona, l'ha messa molto bene in mezzo. Zucchetti ha dato l'impressione quasi di guardare un po' dall'altra parte più che altro. La riprendiamo. Dobbiamo cercare di stringere i denti e in primis non dare spazio al forte e in secundis cercare di rivedere la porta, che è una cosa non semplice. Ci prova ancora Forte con Borgo. C'è il cambio, rientra Federico Ambrosio, uno dei più pericolosi soprattutto nel primo tempo, assieme a Torner. Gestisce il possesso Forte dei Marmi. Qui ottimo recupero della difesa di Monza, anche se Forte aveva trovato la conclusione con Ambrosio. E qui Ambrosio è riuscito ancora una volta a girarsi e a concludere, nonostante il contrasto da parte monzese, e ce l'ha ancora il Forte. Francisco Ipignazzar, poi Patrizio e Francisco insieme che manovrano. 7:30 al termine, ancora 2-1 Aia, per Forte. aia, qui arriva qui pericolosissima. Qui Uva non è riuscito a contrastare Ipignazzar, cioè gli è passata praticamente dietro la sfera e Ipignazzar ha concluso. Meno male che il Kaku era appostato bene. Ho la vaga impressione che adesso staremo a vedere se succede qualcosa di incredibile, ma che il migliore in campo anche oggi sia proprio il Kaku Velasquez. Intanto c'è stato uno scontro, forse Uva è andato a sbattere contro la balaustra, non l'abbiamo visto in presa diretta, il gioco che si è fermato per qualche secondo. Probabilmente ha preso un colpo in seguito a un contatto. Il colpo è avvenuto proprio sotto di noi, che con una visuale abbastanza chiusa. Nulla di grave però per il numero 75, si riprende con il possesso gestito da Bielsa. Galimberti, Marzonetto, ancora Bielsa. Marzonetto sciabola ma non riesce a trovare lo specchio. Così riparte il Forte con Francisco Ipignazzar e poi Torner e Patrizio Ipignazzar. I due Ipignazzar fanno sicuramente in campo la differenza, dobbiamo dirlo. Attenzione, adesso si è girato bene nel retroporta, cerca lo specchio, fortunatamente non la trova, ma aveva girato intorno alla porta molto bene. C'è il Monza adesso che la tiene, il capitano Galimberti tenta dalla distanza ma la mette fuori, la riprende Marzonetto, Uva, Galimberti, Marzonetto, vediamo se riesce con il suo slalom, scivola Marzonetto, niente, la perde e così il Forte la riprende con Federico Ambrosio, poi i soliti fratellini terribili. Ancora Forte in attacco, Marzonetto, di sfruttare un contropiede, a riuscirci. Bielsa, attenzione, c'è il pubblico che si scalda per questa azione, vediamo come si concluderà. Uva, Galimberti, Uva, dall'altra parte c'è Marzonetto,
Bielsa, combinazione argentina, vediamo un po'. Alza Bielsa, la palla rimane lì per Marzonetto che si gira. Murato. 5 ormai alla fine del tempo. Qui c'è una scivolata di Francisco Ipignazar che dà modo al Monza di riprendere la sfera. Bielsa, Galimberti, Uva, Galimberti tenta il tiro, poi si ferma, si blocca perché ha visto che lo specchio era chiuso. Uva, Marzonetto, Bielsa cerca il dribbling, Marzonetto ancora, Uva, murato dal bravissimo Torner, sicuramente il migliore in campo. Tanto è pronto un time out anche qui da diverso tempo di Forte dei Marmi. Ancora Torner, arriva eccolo qua. Il terzo gol di Forte dei Marmi con Torner. Assolutamente, ho appena finito di dire che era il migliore in campo secondo me per la mole di gioco che ha fatto. Una fucilata del numero 99 che insacca Cacu Velasquez. Mancano 4 minuti e 12 al termine e adesso si fa dura. Si fa molto molto dura, anche perché, caro Carlo, lo diciamo un po' da tutta partita, è un Monza che sembra faticare molto più del solito a rispondere a quelli che sono gli attacchi, in questo caso di Forte dei Marmi. Non si è mai resa veramente pericolosa per una serie di azioni dalle parti di Riccardo Ognata, e forse questo quello che è mancato questa sera. Sì, direi di sì, e soprattutto dobbiamo anche ricordare una cosa, che il Forte ha giocato 3 giorni fa con il Follonica vincendo 4-3, quindi ha un tempo sta dimostrando un tempo di recupero velocissimo. Sì, è vero, come è vero appunto che soltanto 3 giorni fa hanno giocato e hanno battuto il Follonica. E niente, insomma, questa fase finale della partita sta mostrando un Monza in difficoltà, ma ci sta, perché dobbiamo ricordare che stiamo giocando con i campioni d'Italia, non certamente con gli ultimi arrivati. Ci prova ancora Capitan Galimberti con una sciabolata da lontano. Tentiamo molto questi tiri dalla lunga distanza, ma poi altro palo ancora di Ambrosio. Ho perso il conto dei pali di Forte dei Marmi questa sera, francamente. Sì, almeno 3 o 4. Una base del palo, un set, un altro palo adesso, 3 ce li ho a memoria, forse ce n'è un quarto nel primo tempo. Soprattutto ancora una fucilata da lontano, questa volta ci ha provato Zucchetti. C'è il continuo tentativo da parte nostra di metterla da lontano, è un po' anche perché è difficile costruire occasioni contro una squadra così ben disposta anche nella fase difensiva. È un po' un leitmotiv però che è stato anche della scorsa partita, ad onor del vero, cioè c'è questo, quando siamo in difficoltà cerchiamo il tiro da lontano, non la costruzione che calcisticamente si direbbe la costruzione dal basso, questa no, arriviamo al tiro da lontano. Mancano ormai 3 minuti al termine della contesa, e che purtroppo ci vede soccombere per 3-1 con tanto merito, diciamolo, per gli amici che ci stanno ascoltando dalla Toscana, con tanto merito del Forte, ma non avevamo dubbi, perché quando abbiamo letto la formazione sapevamo benissimo quali sono le abilità dei giocatori della Canniccia Motor Club, il Canniccia Motor Club Forte. 2:40 al termine, ci prova Piccoli. Galimberti, ancora il numero 9, Piccoli sulla destra, prova un assolo, serve Marzonetto, palla respinta. No, qui c'è un controllo di Zucchetti che la cede letteralmente agli avversari. Solito Torner. Time out. Il time out è chiamato da Monza. dal Monza.
a 2:17 dal termine. Ci siamo fermati anche con i falli che prima viaggiavano, quindi dando anche il senso dell'agonismo della contesa, quindi sono viaggiati forte fino a un certo punto, poi ci siamo bloccati anche con i falli, quindi non facciamo neanche più fallo, che ci sta, nel senso che siamo a già 8, però dà il senso un po' di una certa, tra virgolette, remissività del Monza in questa seconda parte di gara. Vediamo intanto Ivan Jacquers dare le ultime indicazioni ai suoi ragazzi. Sono curioso di sapere poi Ivan Jacquers cosa ne pensa di questa partita, che ripeto, in casa difficilmente abbiamo visto questo tipo di partita, detto insomma dell'avversario, della forza dell'avversario, però sembra essere mancato qualcosa, un po' di miccia, sì, un po' di dinamite stasera è mancata, ma probabilmente questo anche e soprattutto contro squadre sulla carta più forti solitamente, come lo è Forte dei Marmi. Sì, forse c'è anche dal punto di vista psicologico il fatto di aver perso già 2 volte contro di loro, questa sarebbe la terza, che ai noi sta maturando ormai, quando siamo scesi sotto i 2 minuti dal termine. Avanza Forte dei Marmi, qui non c'è fallo di Galimberti, allora può ripartire Monza con Zucchetti. Turner la spazza alta, e ce l'hanno comunque sempre quelli del Forte. recupera Bielsa, vediamo se ne fa una delle sue. Bielsa si gira, cade e non c'è nulla. Qui Marzonetto. Sì, dobbiamo dire anche una cosa, Federico, tanto usando la mia solita ironia, che si è raffreddato anche l'ambiente, nel senso proprio climatico. Infatti mi sono messo la giacca, Carlo, sì, non so se hai notato. Sì, ho notato, e io tra un po' devo mettere anch'io. Improvvisamente è scesa la temperatura in tutti i sensi, sarà per la batosta che è maturata, che sta maturando, ma devono aver spento il riscaldamento, cose del genere, quindi hanno raffreddato l'ambiente. Meno male che ci sono gli amici di Orgoglio Brianzolo e Bagai e Lobos, che però anche loro questa sera, devo dire, nessuno a petto nudo, nessuno a petto nudo, li vedo coperti. Beh, ironizziamo un po' perché non c'è altro da fare se non i complimenti al bravissimo Forte dei Marmi, che è ancora in avanti con i soliti fratellini, Patrizio in questo caso, Patrizio e Pignazaro. Qui c'è una botta, una mazzata quasi tennistica, direi, per buttarla in avanti, e ormai siamo allo scadere, mancano pochissimi secondi. Ultimo possesso di Monza con Marzonetto. Bellissima questa azione del Pinti, che ha fatto uno slalom bello davvero, e poi ha cercato la porta e l'ha mancata per qualche millimetro, direi, qualche millimetro. È finita qua, caro Federico, ci siamo raffreddati in tutti i sensi. Ovviamente è un risultato che ci sta contro un avversario sicuramente più forte. La classifica rimane comunque stabile, Monza si è guadagnato comunque un discreto bottino di distanza dalle dirette concorrenti, quindi sì, però bisogna guardare quel sesto posto per evitare appunto il play-in. Questo diciamo sta diventando un po' faticoso, ecco. L'aggancio al sesto posto sta diventando faticoso. Certo è che non potevamo pretendere di andare sul velluto questa sera, assolutamente. Sapevamo benissimo qual è l'avversario, il piglio, certo, dell'avversario, il valore del Forte, che applaudiamo, lo stanno applaudendo tutti anche i nostri tifosi, applausi che arrivano giustamente a tutti alla fine di una partita che non è stata una partita entusiasmante, no. Ecco. Cioè, non è stata quella più bella che abbiamo visto, un qui po' al vara di emozioni, lo possiamo dire.
ci sono stati un po' di pali, un po' di azioni, ma non c'è stata la velocità solita alla quale ci aveva abituato la squadra di Ivan Jacquierz. Vabbè, insomma, finisce qui, 3-1 il risultato, si sono bloccati i falli sugli 8 di squadra per il Monza contro 6 e vabbè, insomma, possiamo sigillarla qui e salutare tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e di vedere la partita fino adesso. I ragazzi, i Bagai, vanno a salutare i tifosi come giusta consuetudine. Applausi anche al Forte dei Marmi, ai campioni d'Italia del Forte dei Marmi, che escono meritatamente vincitori, soprattutto per il secondo tempo, Federico, soprattutto per il secondo tempo, un ottimo secondo tempo. Noi siamo stati un po' imbambolati alla fine, siamo un po' congelati come noi stessi qui sugli spalti. Grazie di tutto, grazie Federico. Grazie Carlo, ci vediamo alla prossima. Buona serata.